Sentiamo tutto. Sentite? Sì? Buongiorno. Chiedo a tutti di spegnere i microfoni che il convegno parte adesso. Buongiorno a tutti, sono Luca Di Pietro della direzione ST Agenda Digitale. Benvenuti. Siamo qui oggi per il webinar Dai servizi pubblici digitali degli enti locali ai diritti digitali dei cittadini. È un evento promosso dalla Regione Veneto, Agenda Digitale del Veneto, in collaborazione con le 5 autorità urbane del Veneto. Un'iniziativa che nasce nell'ambito del Portfest 14-20 e che ha potenziato e continuato lo sviluppo delle soluzioni, dei servizi digitali, in particolare dei LED della piattaforma iPortal 3, quindi abbiamo una giornata intensa, una prima parte in plenaria in cui ci saranno prima dei saluti istituzionali del nostro assessore Francesco Calzavara e poi i saluti degli assessori e dei sindaci delle autorità urbane, con un intervento di presentazione da parte del dottor Borgo, del nostro direttore dei servizi e della strategia regionale in ambito dei servizi digitali pubblici, e poi una serie di tavoli di lavoro anche in presenza, e questo ci fa estremamente piacere, nei 5 territori coinvolti. Per poi una restituzione e promettiamo di chiudere per le ore 13. Quindi mi taccio e lascio la parola all'assessore Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale della Regione Veneto. Prego, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Mi fa particolarmente piacere ritrovarsi attorno a questi temi oggi, e soprattutto per 3 motivi. Insomma, il primo è questa partecipazione dei sindaci e degli amministratori locali oggi, che dà proprio l'immagine di una regione che sta lavorando assieme affinché questi temi, che sono strategici nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma in particolar modo nei prossimi mesi, vedono proprio le amministrazioni locali lavorare tutti assieme per cercare di arrivare a dei risultati condivisi. La seconda è il far sì che i cittadini ritornino in presenza a partecipare anche a questo tipo di iniziative, che è in qualche modo un ulteriore segnale che stiamo tornando verso la normalità, ma anche la volontà che chi ha prima di me progettato questo percorso di agenda digitale vede comunque i cittadini veneti al centro di questo processo, e quindi la partecipazione fisica oggi è sicuramente un segnale importante che naturalmente cercheremo di incentivare ancora di più nel corso dei prossimi mesi. Questo proprio perché riteniamo che riuscire a garantire diritti digitali ai veneti sia la grande scommessa di questa amministrazione, almeno per quanto mi riguarda di questa legislatura, perché stiamo vivendo un momento che, guardandolo dal punto di vista positivo, sta scatenando una sorta di tempesta perfetta, no? Abbiamo la necessità di digitalizzare il paese, abbiamo come Regione Veneto la volontà di riorganizzare anche un'architettura territoriale che possa tener conto di quello che sta mutando dal punto di vista dei servizi e dei bisogni dei cittadini, e abbiamo, speriamo, le risorse del PNR, ne parlerò brevemente dopo, che potranno essere un acceleratore da questo punto di vista. Ecco allora la consapevolezza da parte nostra di avere questa mission, questo compito di coordinare questo momento straordinario per cercare di far sì che attraverso questi bisogni, ma soprattutto attraverso la condivisa necessità di una semplificazione di quelli che sono i processi e le procedure della pubblica amministrazione, si possa vedere in un momento come questo tutti quanti condividere questo obiettivo e cercare in tempi brevi di centrare quelle che sono le priorità da parte della pubblica amministrazione. Si tratta di 3 segnali fondamentali per la ripresa del percorso di sviluppo delle comunità del Veneto. Infatti la ripartenza dopo un periodo così complicato che ci stiamo lasciando alle spalle richiede una forte e capillare organizzazione del nostro territorio e l'indispensabile coinvolgimento dei cittadini impresi nel processo di transizione digitale nel quale siamo impegnati e che nei prossimi mesi e anni ci vedrà ancora più coinvolti. Lo spirito con il quale il Veneto vuole misurarsi con le sfide dell'innovazione è basato sul principio della cooperazione aperta, il confronto e la collaborazione con le migliori risorse del nostro paese e non solo. Permettetemi a questo proposito di ringraziare i rappresentanti degli altri comuni italiani che partecipano alle sessioni di lavoro della mattina. Nel corso
Beh, lo abbiamo visto tutti quanti, qualche giorno fa la Presidente von der Leyen ha di fatto approvato il progetto di recovery plan per quanto riguarda l'Italia, stanziando 191 miliardi, 25 di questi arriveranno in tempi brevi e una buona parte di questi 191 miliardi saranno dedicati alla transizione digitale. Quindi una responsabilità da questo punto di vista sia del governo e speriamo, perché è quello che abbiamo cercato di rappresentare al ministro Colao durante un paio di interlocuzioni nella conferenza Stato-Regione, speriamo che si comprenda come il ruolo degli enti locali e quindi di una domanda che parta dal basso secondo le esigenze di chi quotidianamente si confronta con i bisogni dei cittadini, che poi può trovare la Regione capace di fare sintesi di questo bisogno, sia lo strumento di condivisione di l'utilizzo di queste risorse. Al momento non pare che ci sia molta volontà da parte del governo di coinvolgere le regioni su questi processi, ma io spero, sono convinto che nel corso delle prossime settimane, quando prenderanno atto che per riuscire a far atterrare queste risorse, ma farle atterrare anche, insomma ormai si dice, il Presidente Draghi lo dice ogni giorno, farle atterrare bene, no? Al di là di onestamente, ma farle atterrare bene. Per farlo non si può non tener conto di una regione, di comuni capoluogo e di tutti quelli che hanno la capacità poi di riuscire effettivamente a intercettare i bisogni dei cittadini. Oggi è l'occasione anche per presentare i primi risultati del progetto MyCity che, come dicevo prima, insomma, hanno avuto una forte condivisione da parte dei comuni, delle regioni, dei soggetti aggregatori, cioè di un processo che ha visto la Regione nel corso dei precedenti 5 anni di ampliare il proprio raggio d'azione cercando di coinvolgere il più possibile le amministrazioni e cercando anche, come è normale che sia in processi innovativi come questi, anche di sperimentare. Ecco, credo che sia un compito da questo punto di vista e una responsabilità che la Regione deve avere, cercando anche di spingersi oltre magari con certi progetti, ma proprio perché è nello spirito dell'innovazione quello di cercare di capire se alcune cose possono essere viste in maniera anticipata da Regione e in qualche modo tracciare una traiettoria da trasmettere poi alle amministrazioni locali. Ricordiamo i numeri di MyCity, è un progetto finanziato dalla Regione del Veneto con 4 milioni di euro, è destinato alle autorità urbane del Veneto, sono 29 aggregazioni, aggregazioni con 29 comuni, dove naturalmente i comuni capoluogo la fanno da protagonisti, insomma in particolar modo Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Montebelluna. E poi ci sono 20 nuovi servizi digitali sviluppati all'interno della piattaforma MyPortal 3, che sta diventando sempre di più quello che speriamo in futuro e che auspichiamo la piattaforma delle pubbliche amministrazioni del Veneto, perché credo che da questo punto di vista mettere nelle condizioni un cittadino della nostra regione di avere uniformità di visione e di linguaggio all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni possa essere un buon servizio che la regione fa. Questo è una parte naturalmente di quello che la regione ha fatto e che continuerà a fare e che speriamo con nuove risorse abbia modo di ulteriormente implementare. Vi ricordo il progetto MyData, 4 milioni di euro a vantaggio delle autorità urbane, i 7 progetti del bando Agire per la cittadinanza digitale con 13 milioni di euro finanziati a vantaggio dei SAD, dei soggetti aggregatori del territorio, e con il finanziamento di fine anno che sia stati bravi e capaci a intercettare 3 milioni e mezzo rivolti ai comuni per la diffusione dello SPID, del Pago PA, di App IO, un progetto attuato insieme all'Anci Veneto che ha visto la straordinaria partecipazione della totalità dei comuni del Veneto, 563 comuni del Veneto, ognuno per quota parte ha aderito a questo progetto, a testimonianza che se si riesce a condividere certi processi, i benefici poi vengono effettivamente diffusi su tutto il nostro territorio.
Con questo programma la Regione del Veneto intende rendere effettivamente esigibile da parte di ciascun cittadino del Veneto il diritto di cittadinanza digitale. Con l'agenda digitale del Veneto abbiamo voluto proporre il principio di livelli essenziali dei diritti digitali, LED, assegnando a tutti noi l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini un numero minimo di servizi digitali a prescindere dal loro comune di residenza. Infatti quello che accade oggi ancora troppo spesso nel nostro territorio è che i piccoli e piccolissimi comuni del Veneto non siano in grado per competenze e risorse di rendere disponibili i servizi digitali ai propri residenti. Ecco, su questo vorrei soffermarmi un attimo perché credo che sia compito della Regione da questo punto di vista stimolare un dibattito. Esco dall'assessore all'innovazione digitale e parlo come assessore agli enti locali. Insomma, credo che come dicevo all'inizio, insomma, oggi abbiamo l'opportunità e la responsabilità di dover parlare anche ai piccolissimi comuni che tante volte non sono in grado, ma per una questione di pianta organica, di avere delle persone capaci e disponibili di mettere i loro cittadini nelle condizioni di utilizzare al meglio quello che oggi la tecnologia è in grado di dare, e quindi si rischia sulla difesa del campanile di avere cittadini di serie A e di serie B. Lo sforzo che faremo è quello di creare le condizioni anche per loro. Tra l'altro, insomma, stiamo pur con tutti i ritardi e le difficoltà un po' alla volta stanno infrastrutturando anche il Veneto in ritardo con la BUL, con la banda ultralarga, poi ci saranno i servizi del 5G, quindi nel corso dei prossimi mesi avremo sicuramente un'accelerazione dal punto di vista delle infrastrutture. Però se non mettiamo le amministrazioni locali nelle condizioni di avere prodotti che siano in grado di garantire ai loro cittadini gli stessi diritti digitali di un grande comune, credo che non faremo un buon servizio, insomma. E su questo, ma giusto per darvi un po' l'idea di quello che ci piacerebbe fare in questa legislatura, anche la creazione di piattaforme semplici. Un breve esempio, insomma, abbiamo un problema sulla rocca di Monselice, che è un bene della regione del Veneto e che insieme col comune di Monselice stiamo cercando di valorizzare. Esiste un problema di prenotazioni, per l'accesso, di pagamenti, e stiamo sviluppando un'app, insomma qualcosa di non innovativo, insomma di qualcosa di contemporaneo, ma che mette a disposizione del gestore della rocca del comune di Monselice la possibilità di prenotare la visita in questo patrimonio della nostra regione. Ecco, questo, che lo faremo nel corso dei prossimi mesi dal punto di vista sperimentale, lo daremo a loro, potrebbe diventare un ulteriore servizio messo a disposizione delle amministrazioni comunali, che proprio ognuno, magari per il proprio museo, qualcuno ha delle eccellenze nel proprio territorio, può utilizzare queste piattaforme messe a disposizione della regione, ma che entrano poi in un circuito regionale dove il cittadino piuttosto che il turista ha facilità di accesso a questo tipo di servizi e di fruizione di un bene che la Regione del Veneto è in grado di fare. Ecco, su questi fattori abilitanti alla transizione digitale dei nostri territori, la Regione del Veneto sta sviluppando specifiche azioni e programmi di interventi. Stamattina l'aspetto che risulta di maggiore interesse, credo per tutti noi, è lo sforzo che si svilupperà nei 5 tavoli che svolgeranno i loro lavori dopo questa sessione plenaria. Infatti oggi restituiamo ai nostri cittadini le prime realizzazioni dei 20 LED che si stanno sviluppando nel progetto MyCity. Si svolgeranno dei test per comprendere la percezione degli utenti finali rispetto ai servizi digitali, e questo credo che sia un ulteriore aspetto di questo processo che ci piacerebbe sempre di più fare, no? Cioè di un coinvolgimento dal basso di questi processi di bottom up, come dicono quelli bravi, insomma, no? E quindi non processi autoreferenziali che magari ci piacciono dal punto di vista grafico, estetico e ci danno soddisfazioni, ma che magari il cittadino non ha minimamente percezione o non è friendly, non è capace, non crea fidelizzazione nel servizio. Dico questo perché viviamo in una regione che ha un record assoluto per quanto riguarda i pagamenti digitali,
il Veneto è il terzo ente, non regione, ente in Italia per pagamenti digitali. Vuol dire che c'è da questo punto di vista un approccio digitale, c'è una fidelizzazione digitale da parte dei cittadini che devono trovare, ripeto, degli strumenti che siano facili, che siano testati. Abbiamo avuto anche qualche problema con PagoPA, ma vedo che le cose vanno sempre un po' meglio, e credo che questo, soprattutto per chi fa il pubblico amministratore, debba essere condiviso, perché vuol dire meno burocrazia, vuol dire meno carte da fare, meno controlli, certezza delle entrate, quindi un processo sicuramente virtuoso per quanto riguarda le nostre amministrazioni. Quindi io spero che questa mattinata, insomma, dia una prima risultanza di tutto quello che è stato impostato nel corso degli scorsi 5 anni, che è stato un lavoro importante, che adesso deve iniziare a vedersi realizzato in termini di risultati, anche di cose che non sono andate, perché quando si mettono in campo così tante iniziative c'è anche qualcosa che non va, ma che credo attraverso la collaborazione di tutti e il coinvolgimento di tutti riusciremo al meglio a interpretare questo straordinario momento che abbiamo davanti, utilizzando al meglio le risorse che l'Europa ci mette a disposizione. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie all'assessore Calzavara per aver delineato un po' anche i prossimi passi che ci attendono rispetto anche al PNR, nell'ambito di un modello di collaborazione territoriale veneto in cui tutti i livelli istituzionali sono attivamente protagonisti. Quindi lascerei la parola alle diverse autorità urbane. Io seguo l'ordine della scaletta che mi hanno dato, quindi partirei dal sindaco del comune di Padova, Sergio Giordani. Quindi lascerei la parola di Padova. Sì, buongiorno Luca, grazie Luca. Purtroppo il sindaco è stato convocato in prefettura, anche il sindaco viene convocato, non solo i dirigenti. Quindi si scusa, però mi ha lasciato un breve discorso che vado a leggere, insomma. Quindi... Allora ti lasciamo la parola a te, Alberto Corò. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, mi scuso per non poter essere con voi questa mattina a causa di un impegno istituzionale nel frattempo sopraggiunto. La strada verso la digitalizzazione sempre più spinta di procedure e processi è assolutamente tracciata e offre certamente enormi vantaggi. Quello che come amministratori dobbiamo avere ben presente è che questa rivoluzione tecnologica, ma anche di approccio mentale ad attività e servizi fino ad oggi svolti con procedure più tradizionali, non tagli fuori fette importanti di popolazione. Abbiamo sperimentato tutti, anche chi è abbastanza avvezzo a fruire di servizi digitali, portali cervellotici difficili da navigare e servizi nati con l'intento di semplificare trasformati in labirinti digitali. Quindi servizi digitali sì, ma mettendo al centro la reale usabilità da parte delle persone comuni, che non esperti di app e siti web e che chiedono solo di usufruire agevolmente di un servizio, magari immaginando di poter avere tutte le informazioni, documenti e atti di cui hanno necessità in un unico portale, come accade, diciamo, per il portale Impresa un giorno. È fondamentale ricordare che l'obiettivo primario delle politiche pubbliche sul digitale deve essere il superamento delle diseguaglianze attraverso la definizione dei livelli essenziali di prestazioni digitali. Vedo quindi con favore questa iniziativa della Regione Veneto, che ha messo a disposizione una piattaforma digitale alla quale possono aderire, e già hanno aderito in circa 300 pubbliche amministrazioni. Grazie al progetto MyCity sono in corso di sviluppo oltre 20 nuovi servizi digitali nei settori della mobilità e del sociale, anche se naturalmente il potenziale è teoricamente illimitato. Trovo molto importante la fase di coprogettazione con i cittadini e le associazioni coinvolte in questo laboratorio, proprio per avere un riscontro da chi questi servizi digitali dovrà usare in futuro. È fondamentale che le amministrazioni pubbliche si confrontino tra loro per allineare e analizzare le varie esperienze, in modo tale che l'offerta di servizi digitali abbia un livello minimo condiviso e una coerenza, se possibile, anche di interfaccia con l'utente. Ma come comuni, istituzioni pubbliche in generale, dobbiamo anche lavorare per diffondere le conoscenze digitali di base per accedere a questi servizi,
e assicurare che le persone possano avere gli strumenti per accedere alla rete. L'evento di oggi e i suoi obiettivi mi pare vadano proprio in questa direzione, anche con la costituzione di 5 tavoli di lavoro tra pubblica amministrazione e cittadini, attraverso quali portare avanti un dialogo ed un confronto costruttivo sulle offerte di servizi digitali che man mano si vanno a definire. Un augurio quindi di buon lavoro a tutti voi. Grazie ad Alberto per aver letto il messaggio del sindaco Giordani, che ovviamente concentrava su un punto fortemente attenzionato da tutti, il tema dell'inclusione digitale, un tema estremamente di interesse. Il passaggio sul fatto che ogni tanto creiamo dei labirinti digitali l'ho trovato molto azzeccato. Quindi lascio la parola adesso al sindaco del Comune di Vicenza, Francesco Rucco. Chiedo a Vicenza. Ci siamo? Mi sentite? Sì? Perfetto. Perfetto. Allora, intanto saluto l'assessore regionale, saluto anche il dottor De Pietro, che seguiamo sempre con molto interesse, perché da questo punto di vista ci dà la possibilità di essere un territorio, una regione che investe sul digitale, sui diritti digitali. Molto è già stato detto nella lettera del sindaco Giordani, ma l'importante, penso, in questi processi, soprattutto dopo 1 anno e mezzo di pandemia, dove diciamo così, più che i diritti digitali c'è stato imposto un certo tipo di comportamento, se si pensa anche molto banalmente allo smart working, no? Però dal punto di vista dei diritti digitali pensiamo e siamo convinti come comune che sia importante, per questo poi quello che la Regione fa insieme a tutti i comuni del Veneto diventa fondamentale, riuscire anche a raccontare la cultura digitale e soprattutto ad informare i cittadini su quelli che, oltre agli aspetti positivi, possono essere anche i rischi. Andiamo incontro nei prossimi anni, inevitabilmente, dico anche per fortuna, ad un percorso digitale che sarà rafforzato un po' per gli investimenti europei che stanno arrivando, ma anche per la necessità proprio di semplificare le procedure amministrative come enti territoriali e riuscire a dare anche ai cittadini, diciamo così, dei servizi che siano più semplici, che siano fruibili e che possano migliorare la vita dei cittadini e la qualità della vita nelle città. Corretto parlare chiaramente di inclusione, ma sarà corretto anche riuscire a costruire dei servizi appunto che siano semplici da accedere, da fruire e che possano diventare un plus sia per l'amministrazione, che chiaramente va a semplificare quelli che possono essere i procedimenti amministrativi, ma anche per i cittadini. Un altro aspetto fondamentale che come amministrazione abbiamo voluto inserire anche all'interno del progetto di Innovation Lab è quello di parlare con il territorio. Io parlo dalla sede di Confartigianato di Vicenza, perché abbiamo voluto costruire dei progetti insieme al territorio, in modo tale che il comune non fosse autoreferenziale da questo punto di vista, ma avesse la possibilità di parlare con i territori e di parlare con quelli che una volta venivano definiti i corpi intermedi, ma che oggi sono dei volani importanti appunto per tutta la comunità, per la provincia di Vicenza, ma penso anche per il Veneto, e quindi abbiamo voluto inserire all'interno di questi progetti un dialogo con il territorio, per far sì che poi questi progetti non restino solo, diciamo così, delle buone pratiche, delle buone esperienze che porta avanti la pubblica amministrazione, ma che diventino anche per il territorio, per le associazioni. Questa volta attraverso un bando è stata scelta Confartigianato, ma il percorso che si fa anche con il terzo settore è molto importante, diventino delle esperienze per i cittadini e che possono uscire da quello che è il confine della pubblica amministrazione. Io da questo punto di vista devo ringraziare tutti i tecnici comunali, le strutture, perché ci danno un grande supporto. Ci sarà la necessità, e speriamo che a livello governativo e centrale ci sia la possibilità di assumere nuovo personale, che diventa fondamentale. Spesso viene visto come un discorso che gli amministratori fanno spesso, diventiamo anche noiosi, però diventa fondamentale anche implementare all'interno delle nostre risorse, delle nostre organizzazioni, persone che possano portare avanti questo tema, perché appunto diventerà fondamentale, e se vogliamo intercettare quelli che saranno i prossimi finanziamenti anche a breve della comunità europea, ma anche governativi e regionali, abbiamo anche la necessità di investire sulle risorse umane. Quindi questo è un percorso assolutamente trasversale, è diventato, come dicevo in premessa, ancor più attuale con il tema chiaramente della pandemia, che ha accelerato e anche un po' imposto questi nuovi temi e i diritti
chiaramente della cittadinanza sotto il profilo del digitale, ma abbiamo la necessità, e da questo punto di vista la Regione del Veneto lo fa molto bene, di poi mettere a terra sul territorio, di far atterrare, come diceva giustamente l'assessore Calzavara, una forza e un'organizzazione che si vede, ma che abbiamo la necessità poi chiaramente di riuscire a far arrivare anche ai cittadini. Quindi bene che si costruisca questo tipo di percorso insieme alle amministrazioni, bene che se lo riesca a fare anche con il terzo settore e con i corpi intermedi, perché penso che questa sia la forza del nostro Veneto, sia la forza del nostro territorio, e quindi ringrazio tutte le persone che oggi porteranno il loro contributo, perché non è assolutamente un incontro che resta nei confini della pubblica amministrazione, ma che garantirà e darà dei servizi ai cittadini, con l'obiettivo chiaramente di migliorare la qualità della vita dei cittadini sul territorio. Grazie. Grazie mille da Vicenza. Riprendo due punti che ho trovato molto corretti. Uno ovviamente la semplificazione dei servizi sia interna verso i cittadini sia verso i cittadini sia interna all'amministrazione, e l'altro delle competenze. Questo tema di rinnovare le competenze e le capacità della pubblica amministrazione è un tema presente anche nel PNR, ma sicuramente è una delle prossime sfide. Mi dicono che per un problema sopraggiunto cambiamo un attimo il programma, e quindi passo la parola a Verona, a Stefano Bianchini, assessore ai servizi demografici e statistica, che vediamo se Verona è collegata. Mi dicono di sì dalla regia. Sì. Mi sentite? Prego, buongiorno assessore. Allora, buongiorno a tutti. Io sono l'ultimo arrivato perché sono assessore da qualche mese, quindi in pratica mi sono trovato in questo incarico e purtroppo alle 12 ho un'assemblea dei soci di AGSM e AIM, quindi devo scappare, e abbiamo chiesto per questo di anticipare il mio intervento. Per quanto riguarda la digitalizzazione, io lo porto nel mio campo dove lavoro e soprattutto dove ho delle attenzioni. In pratica nel nostro settore è già da anni che la digitalizzazione sta andando avanti. Parto anche dal mio settore sportivo dove vengo. Faccio un esempio: nella pallavolo noi abbiamo tutte le società in tutta Italia che hanno già la smart card da ben 7 anni. Adesso siamo arrivati alla firma remota, che partiremo da quest'anno con la firma remota. E non abbiamo tutte persone giovani che... E all'inizio, posso dire, 7 anni fa è stata una guerra, perché tutti erano abituati a fare il bollettino postale, tutti erano... Adesso sono arrivati carta di credito, tesseramenti veloci, così. In un nanosecondo fanno tutti. A portarli è stato un po' difficile, un annetto e mezzo ci abbiamo messo, però sono arrivati. Vi posso garantire che abbiamo dirigenti che hanno 70-75 anni e che quindi ormai sono già avvezzi a queste cose qua. È quello che bisogna portarlo nell'amministrazione pubblica. Noi lo stiamo cercando di fare, abbiamo come comune lo SPID, siamo uno dei 20 comuni che ha fatto lo SPID gratuito, e sapendo che a settembre sarà obbligatorio, e stiamo cercando di fare con gli uffici dell'anagrafe dei lavori veramente grossi sull'appuntamento e tutto quanto. È logico che ci saranno delle persone che subito, appena anch'io all'inizio, appena ho dovuto cambiare 7 anni fa, 8 anni fa, passando da una cosa all'altra, anche nel mio lavoro, subito c'è un po' di reticenza. No, ma mi trovavo bene a fare così, invece dopo bisogna portare le persone. E qui logicamente si parla di strutturare il personale, e quindi le persone che ho qui a fianco, e quindi devono essere loro il braccio operativo, chiamiamolo così, del comune, dove con pazienza, perché qui ci vorrà molta pazienza, con pazienza andremo a toccare anche a tutte le persone di una certa fascia di età che non hanno mai usato il tablet, il computer o tutto il resto. Però questa pandemia ci ha dato una mano, perché ormai bene o male tutti lo hanno comprato, tanto che i negozianti durante la pandemia, i negozianti di TV e cose del genere li avevano finiti tutti. Voi per la DAD, voi per questo, voi per quell'altro, ma comunque era l'unico mezzo di comunicazione che c'era tra le persone. E quindi in pratica si è evoluta in maniera molto veloce le persone si sono evolute molto velocemente, e quindi ci ha dato una mano. Adesso sta a noi, logicamente, avere l'accortezza di infilarsi dentro in questo corridoio che ci ha aperto la pandemia, brutta che sia,
ma qualcosa, lo dico così sottovoce, ma qualcosa di buono hanno portato, brutta che sia, che c'è ancora, attenzione, sta a noi infilarsi dentro con dei progetti e dei programmi come questo, il My City, dove in pratica il pubblico, diciamo, il fruitore finale, trovi sicuramente delle facilità, trovi delle risposte, perché attenzione, quello che sento io quando ricevo delle persone, non si danno risposte nella pubblica amministrazione, questo forse è un male, e quindi noi dovremo dare appunto delle risposte, e sono sicuro, visto anche gli uffici, io li conosco da poco, ma però logicamente collaborano tantissimo sia con la dirigente e sono sicuro che daremo un segnale forte. Poi se dobbiamo atterrare, come diceva l'assessore, se atterriamo bene, detta così papale portale, portiamoceli a casa sti soldi, perché sono oro colato per anche le nostre casse, perché sapete benissimo, io sono assessore alle partecipate, è un momento critico per il Comune di Verona, perché sono stati investiti parecchi soldi su varie situazioni che devono salvare la nostra città, fiera, aeroporto e tutto quello che ci va dietro. Quindi la digitalizzazione deve essere il punto di partenza, uno dei punti di partenza per la ripartenza, e non mi piace, per tornare alla normalità, una normalità digitale. Grazie. Io purtroppo devo lasciarvi perché a mezzogiorno devo essere a questa assemblea di soci in AGSM. Grazie Assessore comunque di aver partecipato a questo suo intervento, e sicuramente, come ha detto, la pandemia ha aperto un corridoio, dobbiamo cogliere questa opportunità, e mi sono segnato due passaggi importanti: il cambiamento dei comportamenti delle persone, e questo cambiamento anche ci vuole pazienza, ecco. La pazienza va in qualche modo indotta, dobbiamo aiutare tutti a essere inclusivi in questa dinamica di digitalizzazione. Passo quindi la parola adesso invece a Ivano Cescon, responsabile dell'autorità urbana di Montebelluna. Vediamo in questo tour per il Veneto se riusciamo anche il collegamento con Montebelluna. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, benvenuto. Sostituisco il vice sindaco reggente in questo momento il comune di Montebelluna, in quanto responsabile dell'area asolana, castellana, montebellunese. L'occasione mi torna buona anche per salutare in particolare l'assessore regionale Calzavara, con quale ho avuto modo una decina d'anni fa di collaborare quando era a suo tempo sindaco del comune di Jesolo. Riprendo un intervento del vice sindaco, il quale mi incarica di portare il suo saluto, ricordando le ragioni per cui è nata l'autorità urbana della Asolano, Castellana e Montebellunese. Quando la regione ebbe a individuare le 5 città nell'ambito dell'asse 6 del Port Fairs, destinate a diventare autorità urbane, cioè Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona, decise che era opportuno lasciare una casella anche per quelle neocittà eccentriche che si sono affermate nel territorio veneto come nel resto dell'Europa negli ultimi 40 anni, attraverso un processo di conglomerazione tra nuclei urbani in precedenza distinti, ma oggi uniti in termini di servizi offerti ai cittadini, nelle dimensioni della salute, del trasporto pubblico, dei servizi sociali, dei programmi di pianificazione territoriale e nella sfida della transizione verso la Smart City, che è il tema oggi all'ordine del giorno. Montebelluna, Castelfranco Veneto ed Asolo, quali realtà di riferimento mandamentale, decisero di allearsi coinvolgendo altri 7 comuni. Difatti la nostra area urbana è costituita da 10 comuni complessivi per un totale di oltre 140.000 abitanti, posto che a suo tempo una delle regole del gioco era non essere meno di 100.000 abitanti e non più di 150.000 abitanti. A distanza di 5 anni, il programma previsto dal Port Fair è stato rispettato nei contenuti, nella tempistica, nonostante le difficoltà ben note che hanno condizionato la vita degli enti pubblici in questi anni, legati in particolar modo alla carenza di personale e non da ultimo la recente epidemia che ha colpito tutti quanti. All'interno ovviamente di un'area urbana costituita da 10 comuni, di cui un paio oltre 30.000 abitanti, ma gli altri con popolazione inferiore, ovviamente si sconta una differenza organizzativa, una diversa capacità
gestionale e perché abbiamo tutti i comuni che soffrono per carenza di personale e anche sistemi digitali diversamente sviluppati. Soprattutto unendo comuni diversi c'è anche la difficoltà poi di far ragionare i diversi sistemi informatici perché non tutti i comuni condividono idonee piattaforme o simili programmi informatici. I 10 comuni alleati nella logica di area vasta hanno dimostrato di essere all'altezza della sfida. Per questo l'autorità urbana si candida a essere un'esperienza di riferimento a livello regionale in riferimento alla partita tutta aperta del riordino degli enti locali. E qui mi riallaccio a quanto ha sostenuto l'assessore regionale Calzavara, non solo assessore all'agenda digitale, ma anche assessore agli enti locali. Credo che la nostra esperienza di mettere assieme 10 comuni, di creare rete attraverso un sistema di convenzioni e nel condividere progetti con soggetti partner diversi, possa essere un bel tavolo di confronto e una esperienza da approfondire qualora ve ne sia l'interesse. Gli obiettivi del progetto si stanno trasformando in un'azione destinata a rafforzare la coesione tra i 10 comuni, chiamati a gestire un territorio omogeneo, sia sul piano della vocazione produttiva, sia su quello delle esigenze sociali, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica. Ecco, io credo che la nostra esperienza si qualifichi proprio per aver messo insieme più comuni e per aver dimostrato che con la volontà dei sindaci e la condivisione di progetti si possono sviluppare delle esperienze assolutamente importanti. Credo di mantenermi in queste poche parole e colgo l'occasione sia per salutare tutti i partecipanti, sia per ringraziare i tecnici, in particolare quelli della mia area urbana, per il lavoro e l'attenzione con cui hanno portato avanti i vari progetti. Grazie. Grazie a lei, dottor Cescon, grazie ovviamente per il ringraziamento poi di tutti i collaboratori, che sono tantissimi, di tutti i comuni che hanno partecipato a questo progetto e che senza il loro prezioso contributo non potremmo essere qui oggi a presentare. E anche perché ha sollevato un tema sul quale spesso magari non è così di appeal, ma sicuramente cruciale per l'erogazione dei servizi, che è l'interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, in particolare dei comuni, anche vicini già, anche aggregati. Ecco, se non riusciamo a integrare i sistemi informativi dei comuni, poi facciamo fatica a offrire servizi interattivi ai cittadini. Quindi passo e chiudo questo percorso, questo tour per il Veneto con Treviso. Chiudiamo proprio per Treviso perché Treviso poi ha un ruolo fondamentale, perché è il coordinatore del progetto My City. Quindi passo la parola all'assessore alle politiche ambientali, Smart City, organizzazione e logistica del Comune di Treviso, Alessandro Manera. Buongiorno assessore. Buongiorno, grazie a tutti e grazie agli ospiti digitali che abbiamo qui collegati. Io, per partire in una forma un po' anche analogica, volevo da parte mia, di tutti i collaboratori, del sindaco, fare le condoglianze all'assessore Calzavara per la recente scomparsa, e quindi bisogna sempre ricordarci che il mondo certo viaggia in digitale ma viaggia anche molto in analogico, quindi personalmente gli sono vicino. Per entrare nel tema qui trattato, qui il ragionamento è duplice. Certo, digitalizzare è quello che stiamo facendo, in tutti i settori. Digitalizzare la pubblica amministrazione a servizio del cittadino è un argomento sicuramente importante e complesso nel suo tempo. L'unico, e sentendo anche gli interventi che mi hanno preceduto, e concordo praticamente con tutti, e mi hanno dato anche molti spunti e ci daranno anche molti spunti di pensiero, dobbiamo tenere sempre conto che c'è una fascia di popolazione all'interno dei nostri comuni che nella transizione digitale è distante, e soprattutto durante la pandemia questo probabilmente ha allontanato questo tipo di transizione, perché essendo rimasti per molto tempo isolati ha subito una battuta d'arresto. Quindi dobbiamo interrogarci quanto questa transizione digitale deve viaggiare per migliorare i servizi finalizzati al cittadino e quanto quindi l'interscambiabilità per esempio tra i sistemi operativi degli enti pubblici, ma non solo degli enti pubblici, ma di tutto quello che sono gli apparati che lavorano per lo Stato,
o quanto il servizio deve essere derogato a una forma digitale. Queste sono due strade diverse e secondo me la buona amministrazione deve saper accelerare una strada rispetto a un'altra per evitare che le due strade viaggiano parallele e non si incontrino mai. Un piccolo esempio: in questo momento noi abbiamo tutte le amministrazioni, credo, un grande problema con il 110%, lo sappiamo. Essere partiti prima nel digitalizzare quelli che sono gli strumenti per dare la possibilità ai professionisti di attivare il 110% sarebbe stato sicuramente un passo fondamentale, perché ha calato sui comuni e su tutta la pubblica amministrazione una mole di lavoro immenso. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di trovarci preparati al prossimo 110% che potrebbe arrivare nell'interno della macchina amministrativa, perché è chiaro che ha bloccato l'interoperatività dei diversi settori per erogare un servizio. Ma questo si rivolge solo dei professionisti. Se noi pensiamo al resto della cittadinanza che lavora in un modo ancora analogico nel rapportarsi, per la maggior parte, visto l'invecchiamento che abbiamo della popolazione, nel rapportarsi alla pubblica amministrazione, dobbiamo interrogarci come semplificare i servizi in forma digitale per dare a loro la possibilità di fruire dei servizi stessi. Questo è un interrogativo che secondo me ogni sindaco, assessore a diversi livelli, che il comune sia grande, piccolo, che sia un comune capoluogo, che sia la regione, che sia la provincia, deve interrogarsi, perché il rischio è di accelerare troppo una delle due di accelerare troppo una delle due funzioni senza tener conto dell'altra. Quindi io nel recepire e nel sottolineare assolutamente la bontà degli interventi e dell'operato della regione che sta andando in quella direzione e che sta mettendo anche tramite fondi POR tante risorse a disposizione. Il PNRR è un altro strumento, ma come tutti gli strumenti va usato ed operato nella maniera corretta. Attenzione, dobbiamo sempre porci un'attenzione a non accelerare la digitalizzazione tenendola distaccata da quelle che sono le esigenze e le tempistiche della nostra cittadinanza, perché diventerebbe uno strumento non capito. Quindi sì, molto in questo momento alla digitalizzazione e alla rapidità del servizio, attenzione a non rendere il servizio troppo complesso in forma digitale per una fascia della popolazione che probabilmente non usa ancora un'app, non usa ancora gli strumenti che tutti noi, sicuramente collegati in questo momento, utilizziamo. Lo dico soprattutto a me stesso, perché chiaramente lo dico da amministratore in primis, lo dico ai tecnici, lo dico anche nel fatto spesso di utilizzare termini forse anche troppo complessi per quello che sono i cittadini e quindi i nostri interlocutori al di fuori di delle persone collegate molto preparate. Ripeto, è un monito a me stesso prima che agli altri, ma credo di recepire probabilmente la sensibilità di molti e di tutta quella fascia di età che spesso sono i nostri genitori, che magari in questa transizione non devono rimanere indietro, ma anzi devono essere i primi a essere inclusi. Lo dico veramente con grande onestà. Quindi sia una forte spinta per l'interconnettività del digitale, dei diversi strumenti attraverso dei diversi enti pubblici, attenzione a non accelerare troppo per distaccare una parte della società che in questo periodo storico ha subito gravi perdite e un grave distacco dal resto del mondo. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie da Treviso, grazie ad Alessandro Manera, perché lo spunto è estremamente interessante, questo di accelerare ma portare tutti, non far sfilare nessuno dal gruppo, ma tenere tutti attaccati a questo gruppo, quindi un'accelerazione inclusiva mi verrebbe da usare questo termine, mi permette Assessore. Lascio la parola adesso al dottor Idelfo Borgo, il nostro direttore della direzione CT Agenda Digitale, che ci presenterà la strategia regionale all'interno del quale si colloca anche l'iniziativa di oggi nell'ambito più ampio dei servizi digitali. Idelfo, a te la parola, hai 20 minuti in modo tale che magari riusciamo anche a iniziare i gruppi di lavoro un po' prima e quindi lasciamo un po' più di tempo ai tavoli. Prego Idelfo. Grazie, cercherò di essere veloce in questa mia presentazione. E anche perché vorrei fosse proprio l'inizio al vero cuore della giornata, insomma, vedere questi 20 nuovi LED che stiamo battezzando insieme, penso sia la cosa più importante e interessante. Fare un attimo un piccolo, giusto per capire anche come si posizionano questi LED all'interno della nostra strategia di Regione Veneto. Faccio solamente un piccolo inciso, ricordo che 3 anni fa, quando siamo partiti con l'agenda digitale, ci siamo focalizzati su 3 punti. Innanzitutto il cittadino doveva essere al centro, tutti i progetti dovevano cercare di essere progetti basati su un sviluppo sostenibile, ossia non possiamo presentare progetti che oggi, perché ci sono rifinanziamenti, funzionano, dopodiché domani non avranno più nessun risvolto.
Terzo elemento, il ruolo invece che dovevamo dare noi come regione, ma assieme al territorio, proprio portare anche innovazione standardizzando processi e tecnologie. Cosa importante, abbiamo voluto farlo, questo lo dimostra anche la giornata di oggi, farlo assieme alle amministrazioni locali, proprio per cercare assieme a loro di raggiungere questi obiettivi. E questo modello di transizione come l'abbiamo applicato? L'abbiamo applicato in realtà, questa sfida, diciamo, trasformazione digitale della PA, con quella che noi chiamiamo un po' il modello delle 3T, tecnologie, territorio e trasferimento. Abbiamo quindi cercato di portare le tecnologie, okay? Quindi stiamo parlando di piattaforme, MyPortal è una di queste piattaforme, per abilitare che cosa? Abilitare proprio l'accesso ai cittadini proprio a questi servizi del proprio comune. Abbiamo cercato appunto di portarle nel territorio promuovendo soprattutto le condizioni di questa trasformazione digitale, quindi cercando di trovare la collaborazione col territorio, con tutti voi, con questi gruppi che si sono formati poi nel tempo, portando appunto anche, cercando anche di sviluppare le competenze e soprattutto il concetto del riuso del software. Abbiamo fatto che cosa anche? Assieme anche ai SAD che sono nati, anche proprio il concetto del trasferimento, perché poi è importante se noi abbiamo le tecnologie, abbiamo le competenze, ma se non siamo in grado poi di trasferirlo proprio nel territorio, dobbiamo falliremo il nostro obiettivo. Quindi abbiamo cercato di trasferire questa tecnologia attraverso definendo dei standard, ma soprattutto cercando anche di portare avanti una governance che ci permetta poi proprio di garantire che i servizi arrivano dove devono arrivare. Questo l'abbiamo fatto grazie a quello che abbiamo chiamato un po' la leva della collaborazione. Riprendo un po' anche un virgolettato che ha detto prima anche il nostro assessore, cioè è importante che il coinvolgimento del territorio non sia solamente legato alla pubblica amministrazione, ma sia legato proprio anche al cittadino stesso, perché chi meglio del cittadino conosce qual è il servizio e come vorrebbe avere il servizio che desidera a casa propria. Quindi questo ci ha permesso con portare avanti questo modello di collaborazione che ha dato proprio il via a sviluppare questa progettualità. Questa progettualità che riprende proprio, entra proprio nel vivo di uno dei 3 temi fondamentali della nostra agenda digitale e che era quello di avere proprio il cittadino al centro della nostra azione. E con l'idea proprio di portare il comune verso il cittadino. Ecco che quindi sono nati che cosa? Sono nati un po' questo acronimo, questi LED, questi livelli essenziali di diritti digitali. Mi piacerebbe un po' pensare, per fare un po' permettetemi un po' anche sicuramente un po' di ironia, ma non voglio essere retorico, mi piacerebbe proprio pensare che in questo momento qua noi stiamo pensando di portare la democrazia, cioè esportiamo la democrazia in tutto il nostro territorio. C'era chi la faceva, diceva che lo faceva portando anche la guerra, mi piacerebbe pensare che noi portiamo invece la democrazia attraverso i servizi digitali. Questo perché l'obiettivo di LED è quello proprio di garantire che tutti i cittadini del Veneto abbiano le stesse possibilità di disporre quei livelli minimi di servizi digitali. L'ha detto prima anche il nostro assessore, che la Regione Veneto ha proprio come obiettivo, mi piacerebbe proprio pensarlo, che facesse parte proprio di un articolo della nostra Costituzione, quindi che la Regione del Veneto garantisce il diritto a tutta la cittadinanza digitale mettendo a disposizione piattaforme gratuite per la pubblica amministrazione. Questa è una missione che mi piacerebbe fare proprio nostra come Regione Veneto. Qual è in realtà questo programma di azioni che noi abbiamo portato avanti? Perché ricordo è una cosa che è partita e che assieme a voi abbiamo sviluppato in questi anni qua. Allora, i LED sono nati attraverso tutto un insieme di investimenti che la Regione di Veneto ha fatto. Parto in realtà dall'ultimo che ha visto un po' attraverso il fondo di innovazione del Dipartimento di Innovazione, che ha previsto il coinvolgimento, è stato un grandissimo successo, l'ha ribadito prima il nostro assessore, ha visto la partecipazione di tutti i 530 comuni per portare i LED dedicati proprio al pagamento. Questo è stato un grande successo, devo dire, di tutti noi. Per poi portare invece quello che invece vedremo oggi proprio nel concreto, i nuovi 20 LED che sono stati proprio sviluppati attraverso il finanziamento dello sviluppo urbano sostenibile, in cui sono stati coinvolti 28 comuni per 8 milioni di euro. In realtà poi lo scorso anno noi abbiamo anche finanziato col bando Agire per la cittadinanza digitale lo sviluppo di nuovi 7 LED che ciascuno dovrà presentare come proprio progetto. Non sono ancora pronti, ma li vedremo, diciamo, prossimamente. Chiaramente i 13 milioni di euro non sono serviti solamente per i 7 LED, ma anche per tutte le condizioni di cui ne abbiamo sentito anche stamattina, quindi
convergenza di data center, interoperabilità della pubblica amministrazione e con il risultato finale, perché poi alla fine noi possiamo investire in infrastrutture, ma dobbiamo concentrarci in realtà su quello che poi il cittadino vede, che sono i nuovi 7 LED. Con 3 elementi fondamentali, mi piacerebbe un po' anche questo far sì che rappresenti il nostro slogan fondamentale, proprio quello che investire una volta e riusare per tutti. Con l'obiettivo, lo diceva prima anche l'assessore Manera, la semplificazione per i cittadini deve essere fondamentale, non solamente per i cittadini, aggiungo, ma anche per gli operatori, perché l'abbiamo sentito in quasi tutti gli interventi, la difficoltà proprio delle pubbliche amministrazioni di essere dotato di personale. Non possiamo pensare di portare servizi che sono complessi anche per il personale stesso che opera. Questo ha fatto sì appunto di arrivare ad oggi in questo processo incrementale che ha fatto nascere questi nuovi 20 LED realizzati attraverso il progetto MyCity. Non vado a elencarli perché ovviamente li vedremo proprio prossimamente, ma rientro proprio in queste 9 categorie che vediamo illustrate in questa slide, ma le vedremo poi successivamente, le vedremo rappresentati proprio nel concreto, proprio dai nostri colleghi successivamente. Non vorrei portarvi altro tempo, ma mi piacerebbe un po' chiudere un po' con questo virgolettato del ministro Colao, riprendendo un po' in realtà quello che ha detto prima anche l'assessore Calzavara, visto appunto che nei giorni precedenti il presidente dell'esecutivo von der Leyen ha dato via libera a questi recovery plan italiano, quindi vedremo arrivare nei prossimi giorni prima tranche di 25 miliardi di euro dei 191 totali che sono destinati all'Italia. Abbiamo l'occasione proprio di una sfida di fronte a noi. Guarda, e riprendo in realtà quello che ha detto l'assessore Manera precedentemente. Abbiamo l'opportunità non solamente di avviare la trasformazione digitale, abbiamo l'opportunità di cambiare in questo momento qua, e forse è il nostro obiettivo principale, il rapporto che c'è tra la fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione, dimostrando che in realtà la pubblica amministrazione non è solamente un ostacolo, ma deve essere un supporto fondamentalmente anche per una maggiore produttività e per un maggiore accesso dei servizi dei nostri cittadini. Quindi vi ringrazio innanzitutto per essere presenti oggi, numerosi come vedo, e lascio la parola ai colleghi che cominceranno a dividere sui tavoli per cominciare proprio ad entrare nel vero lavoro della giornata. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, grazie al dottor Borgo che è riuscito a coniugare la visione strategica anche, diciamo, di altissimo livello, forse anche un po' presuntuosa, ma sicuramente corretta, di dire cerchiamo di portare la democrazia attraverso il digitale, e questo è un aspetto importantissimo, con l'operatività e i servizi operativi che attraverso il LED mettiamo a disposizione. Adesso inizia la seconda parte, siamo un po' in anticipo, ma questo vuol dire che possiamo pensare di lasciare un po' più di tempo a tutti i tavoli, ai 5 gruppi. Parte la parte quindi della sessione dei tavoli paralleli. Abbiamo un tavolo che veramente verrà coordinato da Alberto Corò a Padova, un tavolo di co-design, un tavolo coordinato invece da Alberto Bertoldo a Montebelluna, un tavolo coordinato da Marcello Missaggia a Treviso, un tavolo coordinato da Barbara Lavanda a Verona e un tavolo coordinato da Lorenzo Beggiato a Vicenza. Permettetemi di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, ma in particolare Alberto Corò, Alberto Bertoldo, Marcello Missaggia, Barbara Lavanda, Lorenzo Beggiato, non solo perché oggi coordinano il tavolo, ma perché questo progetto e tante altre iniziative che la Regione pensa assieme a loro non potremmo veramente realizzare grazie alla loro fattiva collaborazione. Loro si attivano nel loro comune per realizzare questo progetto, ma sono punti di riferimento un po' per tutto il territorio, quindi veramente grazie per il loro ruolo